C'entro anch'io, c'entro anch'io. Rieccoci amici ad un nuovo appuntamento con C'entro anch'io. Riconoscete il buco alle mie spalle? Oggi vi raccontiamo la galleria Tito Speri. C'entro anch'io. Fin dalla fine dell'Ottocento il nuovo sviluppo urbanistico della città prevedeva un'espansione a nord, oltre le mura in direzione di quelle che allora erano le frazioni di Borgo Trento, San Rocchino, San Bartolomeo, Sant'Eustachio, Costalunga, Casazza e Monpiano. Purtroppo il Colle Cidneo chiudeva a nord il centro storico, ostruendo l'asse viario nord-sud. Così si iniziò a pensare ad una galleria che passasse sotto la collina del castello, permettendo al traffico di circolare con maggiore comodità. I primi progetti per la galleria risalgono agli anni 20, ma i costi molto elevati, 7 milioni di lire già allora, fecero rinviare i lavori fino alla fine degli anni 30. Lo scavo vero e proprio della galleria iniziò nel gennaio del 1943, ma venne interrotto a causa dei bombardamenti aerei. La galleria, ancora incompleta, venne usata come rifugio antiaereo dalla popolazione. I lavori ricominciarono nel 1946, quando la guerra era finita, e l'inaugurazione ufficiale avvenne il 28 aprile 1951 sotto la giunta del sindaco Bruno Boni. Alzi la mano chi di voi Ganvecenca. Sapete perché? Perché chi Ganvecenca, le sior e mia la sa. A tra poco. C'entro anch'io. Bene, dove eravamo rimasti? Ah sì, al Vec. Chi Ganvecenca, le sior e mia la sa. Andiamo. Ma chi ha una persona vecchia in casa è ricco e non lo sa. E perché questo? Ah, non lo so, me lo dica lei. La persona anziana cos'è di esperienza, no? Sì. Quando lei diventerà anziano... Sono già anziano? Ma no, Luigi! Chi ha una persona anziana in casa è un signore e non lo sa. Ma perché? Per quale motivo? Per l'eredità? No. No, per Ah. la saggezza. Brava, bene. E voi avete un anziano in casa? Non siete voi le anziane di casa, eh? Oh, no. Sì, Prego. in casa mia sì, sono la più anziana. Prego. Sono la più anziana io, per cui i miei figli sono molto signori. Quindi figli, siete ricchissimi. Siete ricchissimi, avete una mamma speciale. Sì, ci crederanno? Guarda che tanto tagliano tutto, eh. Solo i nomi ci saranno, Elena, Cristina e Rosa. Che il vecchio può sempre, con la sua saggezza, può sempre essere utile, ecco. E poi sa lavorare, dare l'esempio, dare l'esempio, oppure se consigli comunque, certo. Ecco, allora non sono questioni di eredità, no, signora Rosa? No, anche perché se i vecchi che i soldi e te contenti eredi. Senti Marco, interroghiamo lui che vuol far tanto il farfallone, qua vediamo se capisce il dialetto. Chi Ganvecenca, le sior e mia la sa. No, zero. Zero Marco. Il dialetto è un disastro. Dai, però, chi Ganvecenca, le sior e mia la sa. No, guarda, caschi malissimo. Guarda, ritiro 110 lode, passo 105, dai. Vabbè, scendiamo. Grazie, congratulazioni. Chi ha un vecchio in casa è signore e non lasciarlo. Così? E non lo sa. E non lo sa, oh, ecco. Sì. Chi ha un vecchio in casa è un signore e... E non lo sa. E non lo sa? Voi avete una persona anziana in casa? No. No, quindi non siete signore. No, non ce l'ho. Per diventare ricche, Ho tanti bambini ma non ho il signor vecchio. Dai. allora siete ricche di bambini, che è una cosa bella. Chi ha un vecchio in casa è ricco e non lo sa. È vero questo? Insomma, sì. Io sì, perché i miei genitori li ho sempre tenuti, li ho assistiti e sono stata molto contenta. E se ci fossero ancora, ne sarei ancora di più. Chi Ganvecenca, le siore mia la sa, è proprio vero. Tutti noi sappiamo che custodire, avere un anziano in casa è un impegno, un sacrificio per tante famiglie. Però quando l'anziano è presente, è una bella risorsa per la famiglia, trattasi davvero di
poter fruire di un tesoro inestimabile. Vi ringraziamo per la vostra compagnia, vi diamo appuntamento alla prossima.